noi ci siamo, continuiamo a fare il nostro dovere, lo facciamo con determinazione, lo facciamo a volte anche con apprensione, con preoccupazione, non sono momenti facili neanche per noi, però penso che questa battaglia la dobbiamo fare assieme e per farla assieme dobbiamo essere compatti. È un appello alla coesione che tradisce l'emozione di un anno sempre in prima linea, quello che il presidente del Veneto Luca Zaia ha lanciato dalle nostre emittenti nel messaggio di auguri trasmesso la sera dell'ultimo dell'anno, dove il primo dei pensieri va a chi soffre in questo difficile momento. Un augurio di cuore a tutte le persone che non godono perfettamente della salute, che hanno difficoltà della salute, veramente un augurio di cuore a coloro che sono ammalati, un augurio ancora più particolare a chi ha conosciuto il Covid e sta combattendo tra la vita e la morte per venire fuori dal Covid. Un augurio, un ringraziamento particolare a tutti i nostri angeli, eroi della sanità. Un racconto, quello di Zaia, che parte dal primo caso di Vo. Lì comincia la battaglia del Veneto contro il Covid. L'evacuazione di Schiavonia, i test rapidi, il plasma iperimmune. Il passato recente che si fonde con la cronaca, anche in attesa di capire cosa sarà della regione finite le festività. Dal 24 dicembre abbiamo le zone arancione e rosse in base al decreto nazionale, il che vorrà dire che il 7 gennaio il Veneto avrà avuto dal 19 al 7 gennaio una ventina di giorni di restrizioni. Noi speriamo che queste siano servite a fare abbassare, diciamo, la pressione del virus. E la partita sanitaria diventa economica con un messaggio diretto al governo alle prese con il recovery plan. Noi abbiamo fatto l'impossibile rimodulando fondi comunitari, cercando altre soluzioni, non applicando tasse come vi ho detto, però è pur vero che a livello nazionale è fondamentale che i recovery fund, che sono 209 miliardi di euro che l'Europa ci dà, vengano dedicati alle imprese per creare occupazione e per rilanciare l'economia. Per rilanciare l'economia il nodo fondamentale sono le infrastrutture, su tutte la pedemontana. Questa infrastruttura vedrà ovviamente l'apertura della quasi totalità del tracciato per la primavera 2021 e poi con fine 2021 sono convinto che si riuscirà a chiudere tutte le partite, ma comunque nella primavera 2021 diciamo che prima dell'estate la quasi totalità dell'infrastruttura sarà aperta e sarà una rivoluzione anche negli spostamenti, perché immaginate che oggi un Treviso-Bassano sono un'ora, se va bene, domani saranno 20 minuti,